Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Piana Crizia in provincia di Savona. Il comune si trova a 267 metri sul livello del mare e conta 840 abitanti. È immerso in un mare di verde, è posizionato ai confini tra la Liguria e il Piemonte. Nel corso della puntata incontreremo i protagonisti del territorio. Negli ultimi tempi si è molto parlato di Piana Crizia perché ha dato i natali alla nonna paterna di Papa Francesco e quindi oggi incontreremo anche alcuni parenti. Non aggiungo altro, la parola alle immagini. Io sono una dipendente del comune di Piana Crizia e ho scoperto che la nonna di Papa Francesco, nonna Rosa, è nata proprio qui nel nostro paese ricevendo un'email da un altro mio collega, e quando ho letto questo articolo che indicava l'albero genealogico sono rimasta incredula. Sono scesa immediatamente al piano di sotto dalla mia collega dell'anagrafe, abbiamo immediatamente preso il libro con gli atti di nascita, abbiamo iniziato a sfogliarlo ed ecco che per magia abbiamo aperto proprio la pagina dove c'era l'indicazione che nonna Rosa era nata qua a Piana Crizia e anche un piccolo riquadro dove era indicato che è sposata con Giovanni Bergoglio. Quando ho scoperto questa cosa mi sono emozionata tantissimo, anche perché quando hanno eletto Papa Francesco ho provato una grande emozione ed è sembrato quasi che come se fosse uno di noi. Quando abbiamo saputo di questa parentela sono rimasta un po' di stupo perché non me lo credevo mai più al mondo di essere, che sto Papa veniva là da dove veniva mio nonno, dal vassallo là. Sono rimasta proprio e ho detto ma possibile? Eppure se mio nonno difatti veniva di lì, vassallo Cesare, che era il papà di mia mamma. Adesso siamo contenti, una brava persona, tante cose belle via di quel papà lì. Adesso speriamo che venga qualche volta qui nella sua terra. E noi quando abbiamo saputo di questa parentela è stato un po' uno shock perché ci prendevamo a chi lo dicevamo ci prendevano un po' per pazzi perché sai non è una cosa tutti i giorni facilissima avere un cugino Papa. E niente, è stata una cosa veramente più grossa di noi, però da gente semplice quale siamo non abbiamo detto niente a nessuno, ci siamo tenuti tutto per noi e siamo andati avanti. E poi siamo stati contentissimi perché questo posto di pace qua era un po' stato abbandonato prima di sapere che eravamo parenti. E adesso abbiamo curato di più, cerchiamo di venirci più spesso perché è anche una cosa importantissima tenere in ordine questa casa, che ormai questa casa penso che diventerà una casa molto importante. I nostri avi vengono da qua e in questa zona qua ci sono due santuari, uno lassù al Todocco e uno là sotto all'Assunta, che praticamente era una zona un po' particolare perché era apparsa la Madonna qua. Costruendo il santuario tutta la gente delle zone venivano a pregare in questa chiesetta e per questo forse che la nonna Rosa è diventata molto religiosa, perché abitando vicino a questa chiesa i miei parenti facevano un po' da custodi e tenevano in ordine, portavano i fiori e nel mese di maggio facevano sempre dei rosari, perché qua il rosario era una cosa importantissima, sono molto devoti alla Madonna e alla compagnia del rosario proprio. Io ho saputo quando l'hanno fatto Papa e non è che mi ricordo, vado dietro ai giornali come sapere e basta. So che mia mamma diceva che suo papà andava sempre a pregare in quella chiesetta, a Rosario, a maggio più che altro mi diceva. E poi non è che mi ricordo proprio tanto, e sono la più giovane. Ero sotto Todocco, però a messa venivo sovente qui.
Mi piace la sua semplicità più di tutto. Piana Crixia si estende su 30 km², passando dai 270 metri dal livello del mare ai 570 sull'altitudine di San Massimo. Proprio a San Massimo abbiamo un cippo dove girando attorno tocchiamo le 4 province, la provincia di Savona, Cuneo, Asti e Alessandria. Essendo il nostro un territorio collinare, l'economia prevale sull'agricoltura. Naturalmente non manca i produttori di formaggi, visto che abbiamo diversi allevamenti di bovini e ovini. Importante, chi visita Piana Crixia naturalmente non può fare a meno di non visitare il grande monumento naturale, che è l'immenso fungo di pietra che si trova al borgo. San Massimo, frazione di Piana, dove nelle vicinanze è nata e vissuta nonna Rosa, che è la nonna di Papa Francesco. Questa notizia per noi è stata una cosa meravigliosa. Altra cosa importante che possiamo vedere sempre a San Massimo, il maestoso albero secolare, che è un castagno che è stato calcolato che ha circa 160 anni e ha una base di 2 metri di diametro. Il nostro gonfalone rappresenta un ponte romano sovrastato da un torrione e affiancato da 2 leoni laterali. Sono tante le chiese presenti sul territorio di Piana Crixia, in provincia di Savona. Andiamo a conoscere il parroco della parrocchiale dedicata ai Santi Martiri. Ci troviamo ora nella chiesa parrocchiale di Piana Crixia. Questa chiesa risale al 1700, sorta su una vecchia chiesa, cappella diciamo più ristretta nelle forme, una chiesa che dipendeva dall'abbazia di San Quintino di Spigno Monferrato. È dedicata ai Santi Martiri, Eugenio, Vittore e Corona. La loro epoca risale al 300 d.C. Furono martirizzati sotto l'imperatore Diocleziano. Facendo anche parroco in un paese qui vicino, ad Ego, ecco, vorrei parlare di 2 martiri dei nostri giorni, possiamo dire, no? La Beata Teresa Bracco, che è nata a Santa Giulia, morì a 20 anni durante un rastrellamento delle truppe tedesche. La Beata Teresa Bracco fu proclamata beata nel 1998 dall'allora Papa Giovanni Paolo II. Mentre l'altra è più giovane ancora, 18 anni. Se la prima fu martire di sangue, questa fu martire di amore. È stata beatificata l'anno scorso da Papa Ratzinger e Chiara Badano fa parte del movimento dei focolarini. Collabora con me un mio confratello, Donaldo Meineri. Io vengo al sabato, lui viene alla domenica, facendo qui, e l'altra chiesa di San Massimo, che anch'essa una volta era parrocchia ma adesso è stata abbinata a questa chiesa di Piana. Il giovedì, ecco, c'è un servizio che noi portiamo in una chiesa, la chiesa delle Praie, dove ecco, si radunano ogni giovedì un gruppo di donne e loro cominciano con la recita del rosario e poi si conclude tutto con la celebrazione della messa. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto
frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora. La chiesa di San Massimo è la chiesa dove, nell'ambito del territorio, è nata Rosa Vassallo, che per noi è certamente un motivo di gioia, eccetera. E soprattutto per me, ecco, rimarrà scolpito nella mia mente, nel mio cuore, il 16 maggio, perché passando qui in Canonica a ritirare la posta, ho trovato una busta bianca, ho letto il mittente, una F, e ho letto Casa Santa Marta. Allora ho immaginato, siccome il Papa non abita nei palazzi, allora ho immaginato che questa fosse la sua lettera, e lo era realmente. Certamente un'emozione grandissima, della quale ho fatto partecipi l'amministrazione. Ecco, le parole di una semplicità estrema, si rivolge a un parroco di campagna, tra virgolette, dicendo: caro fratello, ho ricevuto la sua lettera scritta con il sindaco Massimo Tappa. Grazie tante. Per me è stato di grande emozione. Questa nonna Rosa è quella che ha lasciato in me una forte impronta umana e religiosa. Da lei anche ho imparato il piemontese. La ringrazio e ringrazio tramite lei, signor Sindaco. Per favore, non si dimentichi di pregare per me. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente, Francesco. Questa nonna che lui cita sempre, sovente nei suoi discorsi, perché certamente gli è stata vicina e soprattutto, come dice lui, lo ha indirizzato in questa missione. Certamente questo Papa ha dato una svolta a quello che deve essere la Chiesa che cammina tra la gente, la Chiesa che si fa carico di quelle che sono, ecco, le attese e le speranze del popolo di Dio. Io ho iniziato a studiare, ho frequentato la scuola elementare qui nel comune di Piana Crixia, poi ho continuato le scuole medie nel vicino comune di Dego per terminare gli studi con il diploma di perito meccanico. Alla fine di questi studi avevo anche la possibilità, ho avuto la possibilità di poter inserirmi nell'industria come disegnatore, però io ho preferito poi continuare l'attività che avevano iniziato i miei genitori perché credevo in questo lavoro, poi è sempre piaciuto l'agricoltura e di conseguenza ho cercato nel limite del possibile di migliorare sempre questa attività, arrivando fino ad oggi ad allevare 20.000 capi di galline. Diciamo che subito dopo gli studi ho avuto anche la possibilità, dato che c'era ancora il servizio militare, ho fatto un anno di servizio militare nei Carabinieri e ho avuto la possibilità anche di raffermarmi, solamente che io, sempre testone, ho detto no, io voglio continuare lo stesso nell'attività che avevano iniziato i miei genitori e di conseguenza ho lasciato perdere anche quell'opportunità lì perché credevo in questo tipo di lavoro. Piana Crixia per me è il paese dove sono nato e le mie origini sono queste praticamente, quindi per me è un punto essenziale della mia vita. Piana Crixia è prima cosa il mio paese, poi è un paese molto unito, un paese bello che piace a me. Faccio come hobby il tartufaio. Io sono stato fortunato che ho trovato il tartufo più grosso della zona e il tartufo pesa 5,70 e si trova non sempre quel tartufo lì perché sono tartufi molto rari. Il tartufo bianco della zona di Piana è un tartufo dei migliori. I commercianti di Alba vengono a prendere sempre i nostri tartufi perché sono molto buoni. La cosa principale è il cane, perché noi sì siamo tartufai, ma chi trova è il cane.
E la campagna di Piana Crizia in provincia di Savona fornisce tanti ingredienti alla sana cucina. Scopriamo la gastronomia. Siamo al Agriturismo La Celestina, siamo a Piana Crixia e i ristoratori della zona hanno presentato l'eccellenza enogastronomica. Si parte dagli antipasti, dove abbiamo dei funghi trifolati tipici del nostro territorio, dei peperoni in agrodolce, una carpionata di verdure, una giardiniera fatta alla vecchia maniera usando vino bianco anziché aceto. Poi si passa alle acciughe al verde, la carne cruda di razza piemontese, che è una delle razze più rappresentative in Italia anche come numero di capi. La farinata, che appunto si avvicina al discorso della Liguria. Per quanto riguarda i tartufi abbiamo una produzione piuttosto limitata ma di altissima qualità. Si parte da quelli estivi, si va al tartufo bianco d'alba e poi si finisce col nero pregiato. I piatti tipici sono i tagliolini ai funghi, i ravioli al plin che hanno la caratteristica di essere fatti a mano, chiusi a mano. Poi ci sono gli gnocchi che possono essere serviti al pesto con altri tipi di sughi. C'è la polenta che va abbinata eventualmente col cinghiale, con la iadda, condimento tipico. Poi ci sono le grigliate miste fatte di diversi tipi di carne. Poi c'è la trippa, che è una cosa tipica anche dei nostri posti, e poi c'è il bollito misto, tipico dell'influenza piemontese, che viene normalmente abbinato con del bagnetto verde, degli intingoli di cipolle e della cugnac, che è una mostarda di frutta cotta molto a lungo con l'aggiunta di vari prodotti. Poi c'è la salsiccia e i formaggi. I vini tipici del nostro territorio sono il dolcetto e il barbera. I dolci c'è il famoso bunette, e la torta di nocciole, perché è una zona ricca di nocciole. Ci sono altri due dolci tipo i baci di dama e il torrone, che sono tipici delle nostre zone. Tutti i dolci vengono innaffiati con il moscato, che è un vino tipico della nostra zona, e con il bracchetto di Acqui, che è in zona limitrofa. Ecco, sono due vini dolci che si abbinano molto bene ai dessert. Il nostro itinerario a Piana Crixia in provincia di Savona continua con lo storico del luogo. Il nome di Piana è dovuto a questa strada che partiva da Vado Ligure, da Vado Sabassia, e attraverso tutte queste strade, colline, pianura, conile, pianura, e veniva a finire poi a Acqui Stezielle. Appena abbiamo saputo che la nonna del Papa era da queste parti, allora abbiamo mandato giù attraverso il parroco, poi con l'interesse del comune, del sindaco, questi libri giù al Papa. Adesso invece questa cugina qui è andata giù l'altro giorno a trovare il suo cugino, dice dammi ancora un segno, gli ho dato un libro, gliel'ho portato giù e lui si è fatto fotografare con il mio libro in mano. Così. Io sono nato qui, sono cresciuto qui, ho fatto l'elementare, poi abitavo in un'altra casa, come abito adesso in un'altra casa. E ho fatto poi il liceo Locazio a Savona, ho fatto metà giurisprudenza a Torino, poi sono stato chiamato militare, sono morto per 22 giorni in guerra, è arrivata la notizia qui a Piana che ero morto in Albania in un combattimento, mentre invece ero nascosto in un locale sottoterra, perché ero ufficiale carabinieri e comandavo un nucleo di controspionaggio militare, poi sono venuto a casa in pensione. Sono congedato da carabinieri, ho fatto 20 anni l'ispettore della Singer, poi mia moglie mi ha assunto qui come ragazzo in cucina, pelopettato tutto il giorno, e ho cominciato a scrivere queste cose e a scappare di casa con la scusa dei libri, perché ogni volta che scrivevo un libro partivo e me ne stavo un mese in Sud America, portavo i libri in Sud America. Io ho preso 64 volte l'aereo, mi sono divertito, adesso che sono vecchio bacucco, pelo patate e sto in casa. Siamo venuti a conoscenza di essere i cugini di Giorgio Mario Bergoglio, ora Papa Francesco, dal sindaco Massimo Toppa di Piana Crixia. È stata un'emozione fortissima, credevamo di aver perso la testa o veramente è stata una cosa sconvolgente.
e mia mamma sarebbe la cugina di secondo grado con George Mario Bergoglio, in quanto è l'ultima vassallo ancora in vita e il 16 aprile ha compiuto 88 anni. Qui siamo nella casetta dove loro sono venuti ad abitare ultimamente, senz'altro prima del 1906. Hanno un po' girato i terreni della zona. Abbiamo la casa di Schenardo dove sarebbe nata nonna Rosa il 27 febbraio del 1884. Sono stati anche alla Siria, a San Massimo, e poi i bisnonni hanno acquistato questo terreno e si sono costruiti questa casetta. E altri fratelli e sorelle di mio nonno sono emigrati in America, ma non abbiamo più notizie. Infatti mia mamma mi parlava di questi parenti. Loro erano i letterati e magari se la nonna Rosa è andata a Torino, è emigrata a Torino dove si è sposata, dove ha conosciuto Bergoglio, magari sì, ha mandato qualche lettera o fotografia, però non lo sappiamo. Nella stanza di là viveva Pietro Vassallo con sua moglie Angela Crema e in questa erano radunati i ragazzi. Io ho scritto una prima lettera a Papa Francesco e poi una seconda lettera per fare gli auguri della festa della liberazione dell'Argentina del 25 maggio. E lui il 26 maggio alle 6:01 di sera mi ha telefonato e mi ha detto: sono Papa Francesco. Sei Giuliana? Sì, sono Giuliana, mia mamma è cugina di secondo grado e pregate per me. Gli ho detto sì, che le ho assicurato le nostre preghiere per lui e di pregare anche lui per noi. E siamo andati giù a Roma, ma non eravamo certi di poterlo incontrare e poi però nel pomeriggio l'abbiamo incontrato. Ecco, l'incontro è stato emozionantissimo. Mi ha detto: spiegami un po' la genealogia, perché non è che ci ho capito un granché. Allora le ho consegnato questo libro, poi le ho consegnato anche il libro di Dogliotti su Cagna, sul paese della nonna Rosa, e non è che le ho potuto spiegare bene come volevo, però sono speranzosa che ci andremo forse una seconda volta. Papa Francesco è dolcissimo, ha uno sguardo infinitamente buono. È giunto il momento di scoprire il Parco Naturale Regionale di Piana Crixia in provincia di Savona. Ci troviamo praticamente nella parte più importante del parco di Piana, ai piedi del fungo di pietra. Questo è un geosito di importanza comunitaria, infatti di piramidi di terra così alte non se ne trovano. Il parco di Piana Crixia ha un'estensione di 794 ettari, praticamente un terzo della superficie del comune è area parco. I nostri calanchi rappresentano l'area più estesa dal punto di vista di questa conformazione geomorfologica per quanto riguarda la regione Liguria e sono la propaggine più meridionale delle Langhe piemontesi. Sempre a Piana Crixia, in provincia di Savona, andiamo a conoscere il parroco della frazione di Lodisio.
Di Lodisio ci sono notizie dal 1300. Era conteso tra i vari marchesati, i vari signorotti locali. Poi nel 500 Alessandro VI, il Papa Borgia, ha dato la proprietà al vescovo di Savona. La prima chiesa era questa qui, che è dedicata a San Colombano. Può darsi che sia un frate di San Colombano o da Bobbio che venissero a predicare che avevano portato questa dedica. Però poi il gruppo di popolazione più notevole era di sotto, dove avete visto che c'è la chiesa dedicata agli angeli custodi, perché là c'era l'acqua. E ancora quando sono arrivato io 50 anni fa, quelli delle cascine intorno, là dove c'è la chiesa, lo chiamavano Antuzzot, vuol dire nella pozzanghera. E Piana Crixia in provincia di Savona propone anche delle valide manifestazioni nel corso dell'anno. La parola al presidente della Proloco. La Proloco esiste sul territorio di Piana da diversi anni, negli anni 60 circa, e svolge delle manifestazioni durante tutto l'anno. La più importante è quella che si svolge alla fine di giugno, è una mostra mercato di commercio artigianato ogni genere, dove si balla, si mangiano prodotti tipici. Quest'anno, in occasione della festa di giugno, in collaborazione col Comune, è stato presentato il libro di Giancarlo Libert e Astigiani nella Pampa. Adesso vi voglio far sentire il dialetto parlato in questa località, in questa frazione. Sono qua col mio amico Enrico, che è uno dei più vecchi del paese. Devi venire in queste zone qui, perché sono belle zone culinari, dove c'è tutte le qualità di frutta. Dalla fragola al nocciolo, alla pesca, all'albicocca. Abbiamo i calanchi, abbiamo il sorgente, abbiamo i pascoli. Niente zone qui, ti troverai bene, l'aria è buona. Non ne troverai, che sono gente ospitali. In paese vi aspettano in tanti, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Piana Crixia, viva la Liguria e ciao!